Dario Cartabellotta, dirigente generale del Dipartimento Pesca della Regione Siciliana. Intanto la flotta peschereccia isolana cresce, si flette oppure come incidono i fondi europei nello sviluppo della flotta? Questa è la prima volta nel 2018 che si registra un'inversione di tendenza. Dopo tanti anni in cui c'era un calo del numero di pescherecci, siamo ad un saldo positivo. Quindi si sta invertendo una rotta che era stata molto pericolosa. L'Unione Europea aveva favorito la demolizione dei pescherecci, oggi invece si favorisce il valore e il recupero della flotta, quello del valore antropologico al pescatore, ma soprattutto si sta cercando di mettere su una strategia che guarda la pesca artigianale, guarda alla qualità delle produzioni ittiche, guarda a quella della trasformazione, in maniera tale che si torni a fare reddito e occupazione. Ma intanto c'è una forte concorrenza da parte dei paesi nordafricani, questo come incide? Diciamo che dopo la primavera araba c'è stata un'espansione di tutte le flotte nordafricane. Oggi le acque internazionali del Mediterraneo sono sempre di meno, questo è il motivo per cui si sta valorizzando parecchio la pesca artigianale entro le 12 miglia, dando anche la possibilità a chi va a pescare in alto mare di, attraverso i piani di gestione, riuscire a condividere le risorse con questi paesi. Dobbiamo sempre tenere forte in ogni caso la qualità del prodotto Sicilia e della grande abilità dei nostri pescatori sulle acque internazionali riconosciuta da tutti. Salvaguardia delle risorse e rigenerazione delle stesse, nonché Blue Economy, a che punto siamo? Siamo sulla buona strada, l'Alta Regione Siciliana sta portando avanti anche il riconoscimento proprio di questa Bull Economic Zone in tutto il Mediterraneo, in maniera tale che questi principi vengano condivisi su tutte, perché il Mediterraneo non è un mare che si spartisce, ma è un mare che si gestisce assieme agli altri. I nostri pescatori sono molto disponibili in questo con tutte le altre marinerie. Industria e filiera produttiva della pesca che comunque risente anche questa di una generalizzata crisi. Ecco, quali sono adesso le indicazioni che ricevete come Dipartimento, le politiche di sviluppo e di sostegno? Ma devo dire che grazie un po' al sostegno anche dei fondi comunitari, il settore del seafood, dove mettiamo tutti quelli che trasformano il pesce, fattura quasi mezzo miliardo di euro. È il terzo settore l'agroalimentare, dopo il vino e dopo l'ortofrutta, quindi possiamo dire che è un settore vivo, attivo e vitale, che sta cercando anche di trascinare dietro di sé il resto delle marinerie. Cioè, l'altro giorno anche in un'ottica di turismo azzurro c'è stata la riqualificazione del museo dell'acciuga, fatta proprio da un'azienda che trasforma le acciughe, l'azienda balisteria di Aspro, quindi anche nel campo della pesca si sta vivendo quello che è avvenuto nel campo dell'agricoltura, dove il prodotto non solo viene portato alla conoscenza dei consumatori, ma rivela tutta questa cultura e questa antropologia. Credo che la Sicilia abbia veramente una marcia in più.